Ramirez de la Rosa Carlos Manuel. Sì. E che rapporto ha avuto ha avuto un rapporto con Ramirez? Sì. Che tipo di rapporto? Allora, io ho conosciuto lui in agosto 2010, quando ho fatto la Pupersechione. Dopo che ho conosciuto lui, è una persona che mi aveva detto che lui praticamente il suo lavoro che faceva era lavorare nelle piccole imprese, dove le cose, magari una ditta sta cadendo perché non ha soldi così, e lui e la sua compagnia l'aiutavano a crescere, no? Così investivano e l'aiutavano a crescere. Poi dopo che l'ho conosciuto, sarà passato un mese, sono entrata al reality La Pupersechione, quindi sono stata lì 2 settimane alla Pupersechione. Dopo sono uscita dal reality e il 3 agosto 2010 lui venne arrestato. Ma avete convissuto? No, convissuto sì, lui quando ero là alla Pupersechione passava da casa mia così ogni tanto, che c'era il tato. Avete avuto una relazione sentimentale con questo sessuale. Ramirez? Ah, sessuale, dice. Cioè, per me non lo so cosa vuol dire sentimentale, se lei... No, chiarissimo, chiarissimo. Quindi lei nega di aver avuto una convivenza con questo Ramirez? Convivenza proprio no, però lui praticamente quando ero lì al programma La Pupersechione, lui passava da casa e lui stava, ogni tanto rimaneva lì a casa mia perché era da poco che lo conoscevo. Perché lei è stata sentita dalla Guardia di Finanza il 5 agosto 2010, il verbale è acquisito agli atti del fascicolo del Pubblico Ministero e quindi utilizzato. Sì. E dichiara alla pagina 1, ultimo capoverso, Ramirez de la Rosa, lei dichiara alla Guardia di Finanza. Scusi, forse ci siamo distratti. 5 agosto 2010. 5 agosto 2010, nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza. Ramirez è stato tratto in arresto. Sì. La Guardia di Finanza la interroga perché è un dato storico, diciamo, è stata sequestrata della cocaina in ingente quantitativo. 21 kg, vabbè. Sì, mi ricordo. A Ramirez, sì, a Ramirez. Ramirez della Rosa Carlos Manuel è chiamato da tutti Emilio e da circa 4 mesi trattengo con lui una relazione sentimentale e conviviamo nell'appartamento sito in Milano, via Olgettina 65, quarto piano. Faccio presente che l'appartamento dove abito non è di mia proprietà, ma sono in affitto con contratto. No, la domanda, mi scusi avvocato, mi scusi signor Presidente, mi rivolgo a lei, l'avevo già fatta, se convivevano, lei ha detto di no e io dico... No, ho detto sì, nel senso le ho detto, l'ho conosciuto in agosto, sono andata al reality della Pupersechione, lui andava a casa, avevamo relazione sentimentale sessuale, ma lei non mi ha chiesto dove e lui andava a casa mia. Lui poche volte è stato a casa mia, ma ogni volta che andava magari mangiava e il sesso l'avevamo avuto nel mio letto di casa mia. Quindi per me questo convivere sì, però non è stato un fidanzato lungo, capito? Perché poi dopo da lì è successo quello che è successo e è stato arrestato. Quindi sostanzialmente lui non dormiva tutte le notti a casa sua? No, perché a volte magari mi diceva vado, non so, fuori Milano, invece poi ho scoperto che era a Madrid, così, capito? Mi diceva tante cose che non so poi. Perché sono costretta a contestarle ancora, lei dal medesimo verbale, la pagina seguente, risponde: mi sono sempre occupata io delle spese di gestione dell'appartamento dove viviamo. Da quando è iniziata la nostra relazione, il Ramirez versa in cattive condizioni finanziarie, io provvedevo a mantenere il Ramirez. Quello era un altro appartamento lì. Ma avete vissuto insieme in un altro appartamento, ma no, signora? Era un altro appartamento, non dove abitavo che mi hanno fatto la perquisizione, era un altro, non era lo stesso. In quello o in un altro appartamento? Lei ha vissuto insieme al signor Ramirez? Sì, ho vissuto, ma non era una convivenza che ti dicevo 24 ore su 24, magari stavamo insieme alla sera, poi spariva 2 giorni, però era il mio uomo, in quel momento era il mio uomo. Era il suo uomo in quel momento. Ecco. Quindi vivevate lei, il suo uomo e la bimba. È la sua bimba, ovviamente. Senta signora, che lavoro faceva il Ramirez? Lei lo sapeva? Lui mi ha detto che faceva questo lavoro che non so come si dice in italiano, praticamente in Spagna loro hanno questa compagnia dove le piccole imprese che vanno male, loro investono e poi la facevano magari crescere. Sono venuti in Italia, lui, non so, il suo gruppo,
e stava facendo quello, solo che era un periodo difficile per Lo lui. manteneva lei? Era un periodo difficile per Lo lui. manteneva lei? Per mantenere lei, non so cosa intende lei per mantenere. Per mantenere per me vuol dire che se facevo da mangiare, lui arrivava, io gli davo da mangiare. Ho capito. O magari alla cena le davo da mangiare. Questo. Lei ha mai avuto nella disponibilità l'autovettura di Nicole Minetti? Allora, Nicole Minetti parte per le Seychelles, qualcosa del genere, un paese così. La mia macchina era fare il tagliando, aveva problemi, no? Io gli dissi a Nicole, visto che vai via, perché non mi presti la tua macchina finché la mia non me la ridanno o la sistemo? Lui mi dice, va bene, non c'è nessun problema. Il 3 d'agosto ero a casa, lui era arrivato a casa e io gli ho detto, mi fai un favore, che non mi ricordo, dovevo fare qualcosa, non mi ricordo cos'era, non potresti andare tu a casa di Nicole sotto, le chiavi te l'ha lasciato col portinaio, mi prendi la macchina? Lui ovviamente mi ha detto sì, ti prendo la macchina, è andato a prendere la macchina, quando è arrivato a casa già c'era poi la polizia lì, mi ha portato la macchina. È il giorno in cui l'hanno arrestato? Sì, è il giorno che l'hanno arrestato, ma non è stato arrestato nella sua macchina, nella macchina della Minetti. No, è vero. Allora, quel giorno, do atto dell'errore di prima mio, che ho detto 21 kg, furono sequestrati 12,412 kg di cocaina più 108 grammi della stessa tipologia di Non droga. a casa mia, lui aveva... Lei ricorda dove furono sequestrati? In cantina le hanno sequestrato non 12 kg di cocaina, Signora, se faccia un no verbale. diceva 3 kg della cantina, che comunque la polizia mi ha chiesto dove sono le chiavi della cantina. Io ho detto le chiavi sono qua, quando sono andato in cucina dove metto sempre le chiavi non le trovo, e io ma dove sono le chiavi? Non le trovo, tanto non ho niente da nascondere, no? E lui poi ha detto, le chiavi ce l'ho io. Ho detto, come che ce l'hai tu le chiavi? Proprio della cantina, la prima volta che Era vado la alla cantina di via Oggettina? Sì, dell'altro appartamento, non dove mi ha fatto la perquisizione. Allora lui ha detto, sono io so dove. Io ho detto, come che sai dove? Perché neanche io mi ricordavo il nome della cantina, niente, no? E poi da lì lui è andato con la polizia, hanno trovato la polizia, guarda ho trovato questo, ma ha detto stai tranquilla, mi ha detto, perché comunque io al telefono e non so quanti anni che sono intercettata, la polizia ha saputo sempre che io con queste cose non ho mai Comunque parlato. lei non è stata neanche indagata. No, per quello, no, non so perché, perché viene queste domande che lei mi sta facendo, volevo capire io perché. perché, se mi permette. Ok. Comunque, quella cocaina è stata trovata nella cantina di via Oggettina, giusto? Sì o no? Sì, le sto dicendo Perfetto. No, No, lei ma deve dire al parli microfono. bene al microfono, sia Sì, gentile, sì, è stata perché- trovata nella cantina di Via Olgettina. Ma non abbiamo capito l'appartamento, ci siamo confusi. Qua Sì, perché io l'appartamento? prima abitavo in un appartamento che aveva una camera, Sempre lì in sempre in Via Olgettina Olgettina 65, e dopo mi sono spostata a quello di 2 camere, però dove hanno trovato il problema del Ramirez della Rosa era nell'altro dove era una camera. La no. cantina dell'appartamento con una camera. Era la cantina, faceva parte di quell'appartamento sotto, che poi non avevo neanche il contratto perché la cantina non me l'hanno dato senza contratto, senza niente, quindi non risultava a nome mio, perché la casa non te la danno con la cantina, capito? Però mi hanno detto appoggiati lì le tue cose, poi più avanti. È stato arrestato anche un amico del Ramirez in Spagna, che lei sappia? Quello non lo so, non so niente. Faccio riferimento adesso all'intercettazione, all'SMS di cui al progressivo 1255 del 19/9/2010. Polanco Minetti. Cioè Polanco manda un messaggio alla Minetti. Amò, ti scoccia se andiamo su insieme così gli parlo anch'io? Poi sono a secco perché ho prestato 35.000 euro a mia sorella per comprare la casa. Chi dice io? Lei? Alla Minetti. Io? Sì. Forse è stato una... Guardi, scusi, sia gentile, parli rivolta verso di noi, perché scusa, noi la lui sentiamo. mi fa le domande, allora è giusto guardare in faccia a chi Vabbè. ti fa le domande, mi sembra un po' strano farla così So, e poi così. è vero. Non mi ricordo di aver detto questo, ma se l'ho detto era forse perché avevo bisogno e l'ho detto una Non l'ha bugia. scritto, se abbiamo capito un bene. SMS. Allora È un le ho detto messaggio. una bugia perché la sorella dov'è? Mia sorella era a Santo Domingo, tutto là, quindi poi si vedono i movimenti quando mandi 35.000 euro con la banca oppure con l'agenzia di invio, quindi non ho mai.
Non ho mai lei però mandato dice, 35.000 amore, ti euro. scoccia se andiamo su insieme così gli parlo anch'io. Su dove? Dove? Su dove? Non lo so. Non lo sa. Non lo so su dove. Non si riferiva ad Arcore. No, non mi ricordo in realtà. Certo. Su dove? Non ho scritto ad Arcore oppure da Berlusconi. Ah, allora su. Allora passiamo ad analizzare l'intercettazione del 20 settembre 2010, progressivo 1375, delle 12.06, Polanco Minetti. Sì, avvocato. 20.09.2010. Quando siete pronti, parto. Prego, Nel senso che lei leggo. ascolti bene. Amo? Sì. Ehi, allora? Sono nel letto, Minetti. Tu? Anch'io mi sono svegliata adesso. Anch'io, amo, ero ubriaca fradicia. Ieri sera, cazzo, ah sì, minchia. Ma sei andata a casa? Sì, sono venuta qua da Simo, Minetti. Maristella, Minetti, guarda, sono incazzata nera, mo, sono tristissima. Maristella, anch'io un po', ma per quella storia lì? Sì. Cos'è che ti ha detto Nicole? Ma niente, mi ha detto sì, sai come fa lui? Sì, ho già parlato con quella persona adesso. Maristella, ma devi dirglielo tu? Non ha detto così? Nicole mi fa, non è facile, faccio, ma come non è così facile, cazzo? Amore, ma sai qual è il problema? Che a lui non gliene frega niente. Maristella, Nicole, non gliene frega un cazzo. Poi si gira, Maristella, le ragazze sono lì, mi piacerebbe andare a pranzo oggi là. Nicole, chi c'è là? La Diana? Maristelle, Aris, Diana, Iris, la Fico, Nicole, Maristelle, è quelle che sono rimaste. Poi giro la pagina e riprendo a leggere di seguito. Nicole, lei è la Barbara di merda, hai visto la Barbara com'è, madonnina mia, ma l'ha cacciata la Barbara, no, amo sì, mi ha chiamato la Lisa, dice Nicole, la cubana, alle 4 ieri sera mi ha detto ni, mi fa una scena bruttissima, mi ha detto la Barbara, è rimasta lì per ultima fino alla fine, Nicole dice. Maristelle, convinta che lui gli dicesse di rimanere, lui la guarda e gli fa, te vai a casa, Maristelle, oh mio Dio. Nicole, amo te lo giuro, Maristelle, no, cioè non ce la faccio più di lei, amo, no, lei ha la canna del gas, Maristelle, ma con quel corpetto e il reggicalze, dice Nicole Minetti, come mi ero vestita io. L'hai vista l'altra volta, l'hai vista, è ridicola, dice Nicole, Maristelle, ti ho detto è invidiosa, poi non mi piace e fanno dei commenti. Giro la pagina e parto dall'inizio. Nicole non si capisce cosa dice, Maristelle, boh, Nicole sospira, Mary, vabbè, Nicole. E le altre invece come sono? Le pupe com'erano? Tranquille? Maristelle, sì, tranquille. È simpatica la morale, lo sai, sì, è dolce, è simpaticissima, è dolcissima. Sì, solo che ogni volta va fuori di testa, però sì, è dolce, va fuori di testa, sì, però è dolce, ma lei mi conosceva, mi ha detto, dice Nicole, Maristelle, sì, gliel'avevo detto dentro la pupa che eri la migliore amica mia, e poi avevo il giornale tuo, e poi lei è amica con Renzo Bossi. Salto delle pagine, e sono a pagina 33 di 116, e parto da metà e diciamo che facciamo? Andiamo a pranzo lì? Ma non lo so, io non penso, tanto non cambia niente, Maristelle, però voglio farglielo capire chiaro questo, Io gli ho detto a chi? A lui, ma io gli ho detto papi, io, Nicole, il favore che ti avevo chiesto, sì, la lettera, io faccio gli anni in dicembre, vorrei che tu mi aiutassi perché almeno mi ha detto, vabbè, però io gli sto dietro finché non mi aiuta veramente. Nicola, ascoltami a me, tu quando è che registri Corolado? Sta settimana prossima, questa settimana sei libera? Sì, mercoledì andiamo a Roma, sì, va giù anche la Barbara Guerra, allora io vengo, mercoledì sì, vengo, fidati di me, mercoledì io non ho un cazzo da fare sta settimana e neanch'io, bisogna stargli addosso, cazzo, dice Nicole Minetti, non bisogna lasciarlo un attimino, sì, infatti. E poi segue e finisco questa intercettazione, la pagina seguente da metà, Maristelle dice, ma anche a me, ma hai visto quanto me ne ha dato? Lui non ne dà più adesso, mi ha abbassato 1.000 euro, cavolo. Nicole, ma perché?
ma non lo so, mi sta dando 4.000 euro ultimamente. Poi c'è una pagina seguente dove dice Maristel: sono entrata nel bagno, lei è andata all'altro bagno con la Barbara, mi hanno lasciata così, hanno chiuso la porta, pensa te che troia bastarda e stronza di merda, ma sì, tanto è bruttissima la fico, eccetera, eccetera. Allora, signora Maristel, qui lei fa riferimento a un corrispettivo di 4.000 euro da cui sarebbe stato tolto, anzi a una somma di denaro di 4.000 euro da cui sarebbe stato tolto 1.000 euro. Chi fa riferimento e perché le venivano dati questi soldi secondo l'intercettazione? Allora, io che dovevo fare gli anni, l'avevo chiesto a lui se mi poteva fare un regalo. Lui mi ha detto di andare a Spinelli, al presidente. Ha ragione Spinelli, l'aveva chiesto? Io chiedo sempre a Berlusconi, io non vado mai da Spinelli senza avere il consenso del presidente. Quindi l'avevo chiesto e lui mi ha detto va bene per il mio compleanno, che io volevo fare delle mie cose personali, e mi ha detto di andare da Spinelli, quindi sarà di quello che stavamo parlando. Quindi non l'ho capito, signora, quindi era un regalo per il suo compleanno? Sì. Quindi non era un emolumento, cioè una somma che le veniva data abitualmente da Berlusconi? No. Poi il Tribunale valuterà le dichiarazioni con le intercettazioni. Faremo tutti questo. Bene, faccio riferimento... Però al pubblico ministero, Scusi. perché se no non riusciamo a capire. Ci è parso di comprendere che ha dato lettura della telefonata, che abbia detto ultimamente. Cosa? Rilegga il passaggio, Certo, scusi, subito. perché poi magari capiamo male. No, assolutamente. Allora, Maristel, ma anche a me, mai visto quanto me ne ha dato lui? Non ne dà più di puntini, adesso mi ha abbassato 1.000 euro, cavolo. Ma perché? Non lo so, ma sta dando 4.000 euro ultimamente, mi sta dando. Maristel dice, ma non lo so, mi sta dando 4.000 euro ultimamente, ecco perché dicevo confrontiamo. Ha capito? Perché Sì, non sì, ho avevamo capito. compreso se adesso che glielo rilegge Sì, ho capito. riguarda sempre il regalo del suo compleanno. Sì, sempre parlo del mio compleanno, perché se lui ha letto un pezzo dove dice che volevo parlare perché è il mio compleanno, qualcosa del genere, aveva detto prima quando ha letto, si trattava sì del mio compleanno, perché mi ricordo poi che lui mi disse al telefono, allora, perché le avevo chiesto un favore al presidente, lui mi ha detto, allora fai una cosa, vai da Spinelli, prendi 5.000 euro e poi torni e prendi altri 5.000 euro, che poi non è successo così. Io volevo verbalizzare, ma ovviamente ha già risposto, ma volevo verbalizzare che questo continuo insistere su circostanze che vedo che a cui viene dato rilievo addirittura anche dal Tribunale, che non c'entrano nulla con il capo di imputazione, noi sembra un fuor d'opera. Noi non ci opponiamo ad ogni singola domanda, ma che almeno resti nel verbale che si sta continuando a sentire la testa su circostanze che magari potranno essere di interesse per altre ragioni, ma che processualmente non c'entrano nulla. Se lo dice al microfono, avvocato Longo, per la registrazione. Avvocato Longo, io concordo con quanto ha detto l'avvocato Ghedini. Si ha l'impressione, soltanto un'impressione, che in questo processo una parte non indifferente delle domande, delle questioni che vengono sviscerate possano servire ad altro processo parallelo, di cui non è inutile fare riferimento più specifico perché è noto, l'Ippis et Tonsoribus. Grazie. Prego, pubblico ministero, procediamo. Nel corso di questa conversazione che le ho letto, signora Polanco, che lei intrattiene con la Nicole Minetti, lei si mostra consapevole dei nomi delle signore che sono rimaste, delle giovani donne che sono rimaste a dormire a casa di Berlusconi, dell'onorevole Berlusconi, Aris, Diana, Iris, la Fico, e quelle che sono rimaste. Allora, Quelle che sono rimaste. Allora, io sono andata No, via. scusi, Deve signora. rileggere un momento la parte, perché vorremmo garantirci un momento anche in aiuto al Tribunale, certo, pubblico Presidente, gliela ministero, rileggo perché tutta. sennò... C'è- No, solo quella parte. Beh, perché in realtà che si capisce
che sono rimaste a dormire, lo si capisce dal contesto, però dice rimaste effettivamente, anche se ci torna dopo, ma l'avevo già letto, ci torno, così facciamo prima. No, Anzi, perché la conversazione è molto lunga, subito, quindi Presidente. la testa deve essere messa in condizioni di Prego. fare mente locale sui diversi temi affrontati nella conversazione e anche il Tribunale capire Assolutamente. il contesto in cui stavate Pagina parlando. 29, è la stessa intercettazione che ho citato prima. Maristelle, le ragazze sono lì, mi piacerebbe andare a pranzo oggi là. Chi c'è? Nicole domanda, la Diana? E Maristelle risponde, Aris, Diana, Iris, la Fico. E quelle che sono rimaste. Ne ho dedotto questo. Lei ha un ricordo di Io però quello voglio che stava... verbalizzare che questa è una deduzione del signor procuratore e che quelle che sono rimaste potrebbero essere andate lì alla mattina e loro essersi parlate in altro momento, cioè è una deduzione. Domandiamo se lei sa se sono state lì la notte prima. Grazie, Allora, Avvocato Ghigdini. La Teste, prego, io- se può chiarire di Io che mi cosa ricordo, stava parlando. sì, mi ricordo perché praticamente c'erano solo 2 macchine disponibili da Berlusconi per portare. Io sono andata a casa, poi essendo che la Diana abita a Pavia, così la casa del presidente ad Arcore è molto grande, ha tante camere, quindi possono rimanere le ragazze, quelle che magari se vengono da Roma rimangono lì, perché è molto grande, ci sono tante camere in quella villa lì, no? Allora io ho detto sì, sono rimaste, dovevo andare a pranzo, ma io sono andata via, poi se sono rimaste l'ho detto al telefono così, non ricordo bene qual era la domanda che mi aveva fatto la Minetti, ma ricordo quello che diceva lei, mi chiedeva lei, che chi erano che erano rimasti. Io ho detto sì, Aris, Diana e quelle altre, però quelle altre non ricordo chi erano, e la Raffaella Fico. Allora, vediamo di essere ancora più chiari, sempre sul tema di domanda, se lei sapesse che delle giovani donne rimanevano a dormire presso la residenza dell'onorevole Berlusconi dopo la fine dell'evento della scena, do lettura della intercettazione del 20 settembre 2010, ore 13.01, progressivo numero 01389, 20 settembre 2010, telefonata intercorsa tra la signora Garcia Polanco e Diana Gonzalez, perché l'utenza risulta intestata in uso alla stessa. Maristella, dimmelo, interlocutrice, cosa ti devo dire? Mi ha fatto un messaggio un mio amico, quello che ti avevo detto, che sa di tutte le basi musicali. Mi ha detto mercoledì se vogliamo possiamo andare da lui, va bene. Così lui c'ha a casa sua, c'ha allo studio, in pratica, c'ha tutte le cose per registrare. Poi di seguito, donna, cioè interlocutrice di Maristella, in pratica, là mi è toccato dovermi fermare a dormire, lì non c'erano camere, perché si sono formate molte donne. Commento di Maristella, sì. Riprende l'interlocutrice, il tremendo non mi ha portato nella sua, mamma mia, senza avvisarmi. Il buono è che mi sono trovata lì e incontro l'Aris, la Loa. Maristelle, sì, ecco. Maristelle, Iris, Aris, ok. Maristelle, in pratica, risponde l'interlocutrice, dopo la Iris, e l'ha mandata in un'altra camera, no? E che io, perché già la Aris mi raccontò che di notte entrò con lei quando ricevette il denaro. Dice Maristelle, l'interlocutrice, e le diede il poiché entrò con Aris, le diede più di quello che lei sperava, no? Ed era molto contenta, sì, poiché le ha dato il doppio. No, mi scusi, non è le diede il P, è le diede dip. Vede? Le diede dip, capirai avvocato, no, va bene, le le diede dip, mi correggo, e le diede dip, poiché entrò con Aris, le diede più di quello che lei sperava, no? Ed era molto contenta, sì, perché le ha dato il doppio, e quindi di notte, dato che voleva dormire con lui per spillargli qualcosa la mattina, sì, e lui l'ha mandata in un'altra camera, e lei è rimasta fregata la mattina quando si è alzata. Allora, signora, da questa
conversazione Può sembrerebbe... spiegare il contenuto? A che cosa si riferiva? Mi faccia la domanda così. La domanda è questa, si spiega, gli ha dato lettura alla conversazione, si Niente, spiega di che cosa stavate parlando. Lei non mi ha detto di cosa parlava, mi ha detto solo quello che l'ha detto lui, che era scritto lì. E lei cosa aveva capito, scusi? Allora, quello che avevo capito, forse che era rimasta lì, non lo so, non so cosa avevo capito, perché se avevo capito forse le dicevo cos'era, se parlava di soldi, dicevo di soldi, però come ho risposto ho detto cosa, sì, poi no. Quindi lei... Non ho capito. non ho capito, signora Polanco, lei nega di essere a conoscenza che alcune ragazze ricevevano delle somme di denaro se si mantenevano in intimità sessuale con Berlusconi? Allora, io l'ho detto all'inizio, ho sentito le ragazze, alcune ragazze che dicevano che ricevevano dei soldi, ho sentito, non ho mai visto, lì lei non mi ha detto che era soldi, quindi non posso dirle che erano soldi se non me l'ha detto che erano soldi, capito? E prima all'inizio ho detto, ho sentito delle ragazze che dicevano che ricevano dei soldi, però io non le ho mai viste. Quindi lì non dice, perché se diceva lo diceva anche nelle intercettazioni, parlava di soldi. O anche io dicevo soldi, però non dici. Ce n'è un'altra a cui voglio fare riferimento, è del 14/10/2010 alle ore 8:33, di mattina quindi, e siamo al progressivo 4318, lo ripeto, 14 ottobre 2010. La signora Polanco conversa con Spinosa Arisleida, intesa Aris. Vado alla pagina 2, che poi è la pagina 69 di 116, la pagina seguente all'inizio della conversazione. A metà Aris dice: minchia, se se ne va, ciao, sono rovinata. Maristelle: no, ma viene, 2 giorni e con i figli che vado là. Segue breve pausa di silenzio di 2 secondi. Sì, ho capito, però non vai mai per il fine settimana, non va mai per il fine settimana, mi capisci, no? La nuova settimana io, passata la settimana, io sono rovinata. Maristelle: oddio, tossisce. Oi, e il tuo? È l'altro che ha chiamato Vaina per avvisarlo, là di me. C'è una nota dell'interprete che dice: Vaina, termine comunemente utilizzato per indicare persone, oggetti o situazioni, assume significato e genere in funzione del contesto. Maristelle: sì, e ha già chiamato Vaina a Spinelli. Tu, dice Maristelle, non so, tu, chi te l'ha detto? C'è uno, c'è? No, dico, è... Lui non ha detto niente di niente, dice l'interlocutrice Aris, però tu l'hai chiamato sul telefonino, Tu l'hai chiamato? No, io l'ho chiamato già a casa, risponde Maristelle. Ah, Maristelle, interlocutrice Aris, perché io volevo vedermi con la Iris, dice che ha provato molte volte a chiamare, perché anche lei è senza soldi. E Maristelle: l'ho mandata da Spinelli, prova a chiamarlo, sì. Se la ricorda questa conversazione con la signorina Aris Leida? Sì. Allora, lei ha mai mandato, ha mai indirizzato delle persone da ragioniere Spinelli per ricevere dei soldi? No, perché a me lui mi diceva qualsiasi cosa avevo bisogno di andare da Spinelli, forse lo diceva anche alle altre ragazze, o magari la Iris è venuto da me e mi ha detto come faccio per parlare, ho detto non so, vai lì da Spinelli, come magari anche... La Aris mi diceva magari vai da Spinelli, quando vai, oppure così, perché lui mi ha detto quando hai bisogno di qualsiasi cosa io non rispondo al telefono, visto che adesso non posso più avere il numero di telefono perché me l'hanno pubblicato Santoro in Rai, magari hai bisogno urgente, tu vai da Spinelli senza nessun problema. Però, è prima No, questo è lì, È ottobre, dice. Siamo al 14 ottobre 2010. Vabbè. Allora comunque lui diceva lo stesso di andare da Spinelli, Lo diceva lo stesso. Dal 2009 che ho avuto problema con mia figlia, lui mi ha messo a disposizione Spinelli, qualsiasi cosa hai bisogno, io sono l'unica che riuscivo a parlare con lui e me lo passavano, magari altre no, però avevo bisogno in quel cosa lì e lui mi diceva vai senza problema, perché lui sapeva qual era la mia situazione. Perfetto. Lei il 14/10/2010 alle ore 9:18, faccio riferimento all'SMS 04
332, 14/10/2010, riceve un messaggio da Aris Leida, Espinosa, detta Aris: Mari, almeno 5 dile, punto esclamativo, si no, me lago, è in spagnolo, insomma, Mari, almeno 5 digli, lo leggo in italiano, se no, non me la faccio, per favore sorellina digli che non ne ho. Lo riceve da Aris. A cosa si riferiva la signorina Aris Leida in questo messaggio? Che data è quella? 14 ottobre 2010. Allora, può darsi che sia per la scuola che doveva iscriversi lui, che le aveva dato l'ok, ma in quel momento ero io che andavo da Spinelli, capito? Allora, La seguo. sì, allora io l'ho detto, se vado lì li dico io, forse li dicevo io, visto che ero io che avevo il consenso di andare a Spinelli quando avevo bisogno. Cioè di intercedere, Io ho mandato, sì, di chiedere a Berlusconi, di chiedere all'onorevole Berlusconi se poteva dare dei soldi ad Aris. Spinelli, magari Spinelli, Se di poteva dirgli se dire era a possibile, Spinelli. così lo diceva a Berlusconi. Adesso faccio riferimento alla intercettazione telefonica del 18/10/2010 alle ore 00:28 e siamo al progressivo 04777. Lo ripeto, 18 ottobre 2010, 00.28, progressivo numero 04777. 3 volte 7. È una conversazione che intercorre, signora Polanco, tra lei e Nicole Minetti. Gliela devo leggere tutta, che l'ufficio la reputa importante. Maristel. Dopo questa domanda, sono le 14, siccome mi pare che il pubblico ministero abbia ancora un pochino, possiamo fare poi una pausa? Il pubblico ministero ha detto che ha poco, per cui forse ci conviene concludere l'esame. Non mi manca molto a concludere, penso una mezz'ora al massimo. Forse vale la pena continuare. Almeno un po' però. d'acqua, almeno. Un po' d'acqua? Un bicchierino, no? Così rispondo più veloce. È meglio. Posso farle portare l'acqua, signor L'acqua, Presidente? guardi, c'è il... No, ma questa è usata, Io voglio nuova. Guardi, quando faremo la pausa, tempo 5 minuti, potrà rifocillarsi e anche mangiare qualcosa, Sì, signorina. È usato. Sì, però forse se vuole un po' d'acqua possiamo procurare. Sì, sai, qua. Penso che l'acqua non la segna nessuno. Se no vado io a prendere al bar, arrivo subito. Glielo dica al mio collega. Prego, dia lettura perché Subito, se sono subito. 5 minuti Amo, rifocillarsi poi a dovere dopo. ho già detto Polanco Minetti, Amo, allora, ma l'Annina dice, dice Nicole Minetti, ma l'Annina ha preso le cose, è tornata dentro, Maristel, è perché me l'ha detto lui. Minetti, cosa ti ha detto? Di lasciare le sue cose sotto. Maristel, Minetti, non ci posso credere, Maristel, che lei rimaneva, ma lei sempre, Minetti, Madonna mia, ma ti rendi conto? Sarebbe da mandargli tutto un messaggio. Maristel, sì, Minetti, ma ti rendi conto? Donna in sottofondo, cioè fidati, sarebbe da mandare tutto un messaggio, diglielo alla Maristel. Maristel, aspetta un attimo. Donna in sottofondo, amore, buonanotte a te, alla Nina tutte. Maristel, non andare a sbattere contro il muro. Donna in sottofondo, sì, ride. Maristel, solo non so come uscire qua. Minetti ride. Maristel, sono veramente Ina Minetti, com'è andata? Maristella, a me è uguale, come la Barbara. Quindi Minetti, com'è andata a te? Maristella, a me è uguale come la Barbara. Ripeto la data, 18/10/2010. Donna in sottofondo, a me 2. Maristel, però tu devi capire che io ero qua 3 giorni fa, sono venuta. Minetti, 2 quindi, Maristel, sì, però sono venuta 3 giorni fa qua, Minetti, anche, io, sai da quant'è che non venivo? Maristel, lo so. Sai da quant'è? Poi ci sono una serie di improperi che vorrei saltare. E andrei alla pagina seguente, dove riprende la conversazione,
e la signora Minetti dice ho detto dai, no, e ho detto vai, e invece un par de palle. Donna in sottofondo come al solito, Maristella ride. Si aspetta l'autorizzazione, un momento, perché deve rimanere concentrata la testa. Donna in sottofondo, ecco, riprendo effettivamente dall'inizio della frase. Minetti, ho detto dai, no, e ho detto vai, e invece un par di palle. Donna in sottofondo come al solito, Maristella ride. Donna in sottofondo come al solito, donna in sottofondo, che diamo tutto alla Ruby. Minetti, ma vaffanculo, e la Ruby? Donna in sottofondo, uè, 60, 60, il sottofondo ride, sì, ma tu ti rendi conto che faccia di merda, ma ti rendi conto che questa è una cosa assurda se uno ci pensa, vero? Cioè, ma aspetta, ma sono quelle, ma non solo quello, pure è, dice la Minetti, Maristel, amore, ci troviamo domani sera, tutte domani che è lunedì. Allora, signora Polanco. Allora, Ruby so che l'aveva chiesto al presidente che voleva aprire un centro estetico, no? E lui l'ha aiutata coi soldi. Allora, quando io l'ho saputo, l'ho detto alla Nicole, guarda che alla Ruby l'ha aiutata per il centro estetico. È quello che aveva detto Ruby, che lui l'aveva aiutata perché voleva fare questo delle unghie sempre in Corso Buenos Aires. Le ha raccontato non so che favola e lui l'ha aiutata. Non l'ho vista quando l'ha aiutata, ma quello che diceva Ruby è che è stata aiutata. E quindi noi parlavamo di questo, che a lei le aveva dato 60, non lo so, quello che si sentiva dire, e a me 2. Ecco, però, signora Polanco, veramente, anche nell'interesse, e soprattutto nell'interesse dell'imputato, della verità qui, vediamo di fare chiarezza. Questa è una conversazione del 18/10/2010. Che Berlusconi avesse aiutato Ruby, gliel'aveva detto Ruby a lei o gliel'aveva detto Berlusconi? L'aveva detto Ruby a me. Gliel'aveva detto Ruby. E quando gliel'aveva detto Ruby? Me l'aveva detto anche al telefono, perché poi da lì dopo Ruby e io ci siamo viste, poi io sono andata a prendere, l'ho accompagnata a fare shopping quando era incinta, la prima volta, che non era vero che era incinta, era solo per fare gossip, e così. Quindi Ruby le aveva detto di avere ricevuto da Silvio Berlusconi quanto? Per aprire questo centro estetico? Mi aveva detto 100.000 euro, lei mi aveva 100.000 euro, però qui nella conversazione si parla di 60. Sì, allora è che una dice una cosa, un'altra parte esce un'altra. È quello che aveva detto la Ruby a me, che lui le aveva dato 100.000 lire, forse per vantarsi mi aveva detto a me che era 100 e invece è stato 60. Però qui in realtà, signora, è questa donna in sottofondo che si trova con la Minetti che dice che diamo tutto alla Ruby, e la Minetti dice ma vaffanculo, e la Ruby, e la donna in sottofondo dice 60, uè 60, e Minetti dice 60. Quindi in realtà non mi ricordo della donna in sottofondo. Però lei conferma di avere saputo da Ruby che l'onorevole Berlusconi gli aveva dato 100.000 euro, quanto? Mi ha detto guarda, quando vuoi venire a fare le unghie da me, io già sto aprendo il mio centro estetico, manca solo montare le ultime 2 macchinette lì in Corso Buenos Aires, è già pronto, puoi venire anche oggi a fare le unghie. Gli ho detto sì, perché lui mi ha dato 100.000 euro e ho fatto il mio sogno in realtà. Quello mi ha detto la Ruby. Questo le ha detto Ruby. Quando? Un giorno lì, non mi ricordo, dopo. Sì, ma se non è che ho tutte le date, quello mi dispiace, però non so le date precise. Lei su alcuni aspetti è stata molto precisa, si è ricordata tutto sì, quello che diceva la signora Tumini. Chiaro, sai perché mi ricordo, perché si parlava di 100.000 euro e quando ti parla di una cifra così facilmente ti rimane in testa, che le regalano a una ragazza. Dovrebbe capire anche lei, no? Vabbè, non commento. No, mi rivolgevo alla Testi, avvocato, ci mancherebbe altro. Lei è stata dal prefetto di Milano? Sì, sono stata dal prefetto di Milano. Già, ora adesso sì, perché non ce la faccio più. Prego, si avvicini pure. Grazie.
I'm ready. Bene. Lei è stata dal prefetto di Milano? Sì, sono per la stata. questione della cittadinanza? Sì. L'ha avuta la cittadinanza? No, allora, è successo. No, mi dica solo se l'ha avuta. No. La cittadinanza. Guarda, io Non mi vogliono neanche dare il permesso di soggiorno adesso. Quindi lei non l'ha avuta la cittadinanza? Va bene. Sono, Non ho altre domande. sono extracomunitaria. Mi riservo di concludere l'esame in esito ai controesami. Viene sospeso il processo fino alle 3 meno un quarto. Non abbiamo domande. Abbiamo domande, quindi... Viene comunque sospeso il processo. Sì, ma la testa rimane a disposizione. Grazie signorina, lei è sempre sotto giuramento, ha solo alcune precisazioni, vedrà che non la tratterremo molto. Lei ci ha spiegato che svolgeva attività lavorativa per conto di Mediaset, Sì, dopo che ha fatto Rai. la modella. Sì, sono una modella, sì. Può dirci per piacere negli anni 2009-2010 quanto percepiva al mese per la sua attività? Allora, io sono una libera professionista, quindi il mio lavoro posso lavorare oggi tutto il giorno e guadagnare quello che si guadagna in un mese o di più. Quindi non è che avevo la busta paga. Con una modella non ha un guadagno, posso guadagnare 5.000 come posso guadagnare 200 euro. Sono libera professionista, sono una modella. Ma circa al mese quanto percepiva, su quanto poteva mediamente contare, fare affidamento, ecco. Dipende, 3.000 euro o 5.000 euro, ma l'agenzia a volte non mi pagava a ritardo ancora, ad esempio mi devono ancora pagare 12.000 euro di una campagna che ho fatto 3 anni fa e ancora non mi hanno dato una lira di quello che mi dovrebbero dare. Sì, però diciamo che ritardo. circa una somma variabile sui 3.000, 5.000 euro. Dipende, sì, perché di magari media. facevo un programma a Colorado, mi pagavano così e poi magari facevo un altro comparso oppure una sfilata o andavo fuori dall'Italia, quindi non ti so dire proprio Una cifra precisa, Sì. ma un ordine di grandezza di questo tipo. Campagna anche di 5.000 euro, una campagna di un anno anche 10.000 euro, ma non succedeva sempre. Ha detto che quando è venuta la polizia presso la sua abitazione gli hanno sequestrato dei gioielli. Sì, Avevamo capito, però è stata una cosa molto veloce, ce lo spieghi, su domanda prima del pubblico ministero, che questi che gli sono stati sequestrati sono i gioielli che gli aveva regalato l'onorevole Berlusconi. anche mi hanno sequestrato tutto, anche cose che non mi aveva regalato lui, quindi hanno portato via tutto quello che c'era in casa. Allora vengono mostrate alla testimone i rilievi fotografici e descrittivi dei gioielli, perché Sì. hanno fatto le fotografie Sì, dei hanno fatto le gioielli che le fotografie. sono stati sequestrati. Sì. Adesso le mostriamo le fotografie Sì. e lei ci dice per piacere, se è in grado di ricordarlo, ce lo dice, Sì. quali gioielli le erano stati regalati dall'onorevole C'è la Berlusconi. foto qua oppure devo leggere qua? No, ci sono le foto. Ah, ok, quindi devo girare, scusi. Lei guardi le fotografie e poi su ciascuna fotografia lei vedrà che c'è un numero. Allora, sì, il Aspetti numero... un momento che le sistemano il microfono, scusi, perché o se no se lo abbassa lei un momento il microfono, Ah, ok, perché sì. ricordi di parlare bene al microfono. Ok, che io sono un po'... Allora, c'è un Dolce Gabbana da uomo, che è questo. Lei dica solo il numero della 01. fotografia. È La un fotografia regalo 1. per il mio fratello, che è da uomo. E invece la numero 2 è un toy watch del mio ex fidanzato Gianluca Vacchi. No, ma guardi, non sia a spiegarci Ah. adesso tutti i gioielli, perché Ok. sono veramente tanti che le sono Ok. stati sequestrati. Lo dalle 03 foto. è stato... Lei ci dica direttamente, se ha la pazienza di aspettare un attimo, ci dica direttamente, guardando le fotografie, il numero della fotografia che riproduce i gioielli che le sono stati regalati dall'onorevole Berlusconi. Ah, ok, solo quelli. quelli. Ok, perfetto. Sto guardando i gioielli qua che mi hanno rubato, non li vedo più. Però...
Allora, numero 20, Sì? c'è solo un anello a farfalla che è il numero 21, del resto è il numero 21, 2 a farfalla, gli altri no, del 21. Numero 31 e il 32 è la stessa foto dello stesso gioiello. Numero 38 c'è una che non si capisce che cos'è. Numero 41, 42, 43 e nella 45 c'è solo un solo gioiello che mi ha regalato lui. Lo descriva? Qual è? La collana numero 47, che adesso la sto guardando, quella lunga. C'è una scatola di Damiani qua dentro, 58, però non so se c'è niente dentro, forse l'hai avuta, no. Basta? Solo quello. Grazie. Prego. Un'altra cosa, scusi, quando lei andava a casa dell'onorevole Berlusconi e si esibiva travestendosi in vario modo, veniva retribuita per queste sue esibizioni o era una cosa che lei faceva a titolo di amicizia? Lo facevo io per farlo ridere. Quindi a titolo di amicizia? Sì. E questa cosa la faceva anche le altre partecipanti che si esibivano, lo facevano a titolo di amicizia? Quello o non lo venivano so, retribuite? non lo so se lo facevano amicizia o no, io so che io lo facevo per amicizia. Per quanto riguarda il Marug Karima, quante volte l'ha vista e dove? Perché non abbiamo capito bene. Una prima volta la incontri in Corso Buenos Aires al Bar Cincin. Sì, al Bar Cincin. E lì la conosce? L'ho conosciuta. E chi gliela presenta? No, così. Eravamo Per lì. caso? Sì, per caso, perché lei mi ha chiesto se io ero brasiliana e da lì che è scattato quando lei mi ha detto che suo papà era brasiliano e sua mamma invece era una cantante egiziana famosa. Quindi l'ho vista lì per prima volta, la seconda volta l'ho visto dal presidente. E questo l'abbiamo capito. E la terza volta anche. Poi l'ho viste tante altre volte, ma non dal Ecco, presidente. queste tante altre volte che non abbiamo poi compreso bene quando sarebbe, cioè se riesce a dirci almeno un periodo e Allora, dove vi siete ci visti, siamo sempre viste- parlando bene al microfono. Sì. Dopo la perquisizione che è uscito lo scandalo, l'ho vista parecchie volte, l'ho vista in giro per Milano e poi sono andata con lei in San Babila, un negozio dove vendono vestiti per neonati e l'ho trovata camminando e da lì ci siamo messi insieme e l'ho accompagnata al negozio a comprare questi vestiti per bambino, che era incinta ma non era vero in quel tempo lì. Cioè, non so se l'ha perso, ma non ho visto poi la gravidanza andare avanti. Quello gennaio, scusi, di che anno? Sì, quando è successo il 2010, quando è successo, quando c'era la perquisizione. Quindi 2011. sarà 2011? Sì, Dopo la 2011. perquisizione, sì, dice, dopo, no? tipo, Quindi 2011. Sì, ti posso così la dire tipo aiutiamo perché la perquisizione è sicuro. 2 mesi 14 dopo. gennaio 2011. Febbraio, anche marzo, inizio marzo, così. Ma prima, cioè dopo averla vista 2 volte a casa dell'onorevole Berlusconi, l'ha vista altre volte? Dopo averla vista a casa, l'ha rivista ancora prima di rivederla
A gennaio del 2011 o non più? Perché non abbiamo capito. No, non ho capito la domanda. La domanda è, dici, io l'ho vista tante volte, ma l'ha vista tante volte. Dopo. Quando? Dopo la perquisizione, che dopo nel 2011 gennaio, febbraio l'ho visto febbraio, marzo, cioè aprile, così, perché lei poi da lì mi chiamava sempre dicendomi che si fidava di me, che delle altre non gli piacevano i modi di fare delle altre, che io ero diversa, così, magari mi chiedeva consiglio per la gravidanza, mi ha chiamato anche 2 giorni Questo fa, 3 l'ha giorni chiarito. fa. Ma volevamo sapere, la confidenza che Ruby avrebbe ricevuto 100.000 euro, comunque che avrebbe dovuto ricevere, questo ce lo spieghi lei, quando la riceve questa confidenza da El Mahroug Karima? Quando gliela fa? Dove eravate? Come nasce Eravamo in San Babila quando me l'ha detto, mi ha detto guarda che adesso puoi venire a fare le unghie quando vuoi, così. Ho detto ah sì, mi ha detto sì, già il mio centro estetico è già pronto, manca solo il macchinario di, non so, massaggio, non mi ricordo bene, ma è già tutto pronto in Corso Buenos Aires. Mi ha detto anche l'indirizzo, perché lei non so se era una traversa di via Settala, qualcosa del genere. Mi ha detto puoi venire perché già lei con un'altra socia, però già il centro era operativo. Ma questo sempre a gennaio 2011? Sì, dopo la perquisizione. Ma guardi, è sicura, perché se il tribunale non sbaglia, per carità, avevamo capito che lei il commento sui soldi che l'onorevole Berlusconi avrebbe dovuto dare per questo centro estetico lo fa nella conversazione telefonica del mese di ottobre del 2010, e precisamente quella del 16 ottobre che le ha letto prima il pubblico ministero. Sì. Quindi faccia mente locale un attimo. Perché io mi ricordo bene che io l'ho vista prima da Berlusconi che succedesse il casino delle perquisizioni, quindi lei me l'ha detto dopo che è successo lo scandalo, perché so che altri mi hanno visto, mi hanno detto quella lì è una bugiarda, come fai? Perché poi sono uscita sui giornali con lei mentre facevamo il paparazzi, ci hanno fatto le foto, e gli altri sono arrabbiati dicendo come fai a girare con una bugiarda così? Sì, però lei non ha seguito quello che le stiamo dicendo. Io ho seguito, io le ho detto a lei, io questa confidenza che lei ha fatto a me, l'ha fatto febbraio-marzo, quando l'ho vista a San Babila, quindi è stato dopo che è successo lo scandalo. Ma le stiamo dicendo che non è possibile, perché lei prima, quando il pubblico ministero gli ha dato lettura di questa conversazione telefonica del mese di ottobre precedente, del 16 ottobre precedente, 16 o 18, correggetemi se stiamo sbagliando, e quindi qualche mese prima di quello che ci sta dicendo, lei già aspetta. Al telefono. Lei già commentava del centro estetico, no? Sì. Quindi evidentemente l'avrà saputo prima di gennaio, visto che già a ottobre lo commentava. Dico io? Lo sapevo prima? No. Evidentemente. Allora, io commentavo con il Colminetti, mi faceva questo commento, ma io ho detto, Ruby a me l'ha detto di persona che aveva questo centro estetico quando l'ho vista a marzo, ma prima quando parlavo con Nicole mi diceva che era 60.000 di questo, forse era quello detto che era per centro estetico. Allora vuol dire che lei già lo sapeva a ottobre, l'ha saputo da qualcun altro? Sì, perché già lei da sempre voleva questo centro estetico. Però, e da chi l'aveva saputo ad ottobre? Ad ottobre? No, quando dice che Nicole sta parlando di questo, ho immaginato che quel 60.000 era che lui aveva dato per questo centro estetico. Ah, ma a ottobre non lo sapeva ancora allora? Cosa? Del centro estetico? No, non sapevo, però lei me l'ha confermato, me l'ha detto, è stato a gennaio. A marzo, mi ha detto guarda che poi venite a farti le unghie, quindi quei soldi forse era di quello, non ricordo bene, comunque è passato tanto tempo. Senta, un'altra cosa. Scusa Presidente, stavo cercando anch'io la telefonata, non la trovo. Mi pare di ricordare però dalla lettura che la voce che parla dei 60 sia fuori campo sia quella di qualcun altro, non quella della signora Polanco. No, ma io non ho mai detto 60. Scusa, ma tanto per
Adesso magari se anche pubblicamente lo ritrova perché l'ha detta lui. Ecco, io ce l'ho, se lei vuole... non riesco a trovare qual è. No, ma guardate, non affannatevi perché era un chiarimento sulla spiegazione che aveva dato la testimone e quindi l'ha chiarito. Un'ultima cosa, lei aveva continuato poi a frequentare il Marugh Karima, sapeva dove viveva, sapeva la sua vita, era sorta un'amicizia, com'è che era questo rapporto? E lei, comunque poi dopo da lì noi ci siamo visti, siamo andati sempre da San Babila alla Rinascente a mangiare. E io le ho spiegato, ho detto, ma cos'è che hai detto? Perché hai detto le bugie dicendo che eri nipote di Mubarak? Perché hai detto che tua mamma era egiziana invece No, di ma marocchina? prima, guardi, perché quello che succede dopo, nel 2011, ci interessa molto meno. Volevamo capire prima, quando l'ha conosciuta, prima al Cin Cin No, ma e quando l'ha poi l'ha conosciuta- rivista a quando l'ha casa conosciuta- dell'onorevole Berlusconi, se quando lì l'ho- era sorta un'amicizia, se vi siete scambiate delle confidenze. Sì, ha il numero di telefono, perché lei a cena ha detto che era egiziana, aveva 24 anni, così. Quindi di tutto il gruppo mi ricordo che lei mi ha detto tu sei quella che mi piace, del resto queste qua nessuna di quelle che sono qua mi piacciono. Quindi da lì è stato, tutto il nostro rapporto è stato lì quando abbiamo mangiato. E quando l'ho conosciuta al Cin Cin, che non è che abbiamo parlato tanto così. Ma lì non vi eravate scambiate già i numeri di telefono in quel momento al Cin Cin? Sì. Ah, già Però, lì? sì, però lei era una che aveva un telefono oggi, domani non ce l'aveva più, non aveva un solo numero. E sapeva dove viveva? Sì. Gliel'aveva detto? Sì, mi aveva detto che abitava in via Settala, sempre lì per dove stava aprendo il centro estetico. Poi non mi aveva detto più niente. Però che lavorava al Maschenada, un ristorante. Questo sì, aveva già detto. Quello così. Grazie. Prego. Prego, PM, domande? Nessuno, le difese neanche. Grazie, può andare. Grazie.